Siamo venuti qui all'Ospedalieri ospiti di questa bella scuola per organizzare un corso di difesa personale per alcuni degli studenti che hanno voluto aderire a questa iniziativa. È un corso che è durato un paio di mesi, dal novembre al dicembre del 2024, è suddiviso in vari moduli, in vari corsi, è un corso base ovviamente, ha dato la possibilità a questi ragazzi di capire come bisogna comportarsi nel caso in cui si incorresse in un pericolo di aggressione, per strada, a scuola, al bar, in un luogo pubblico, perché la difesa personale non è un'arte marziale, ma è un qualcosa di molto pratico che si apprende molto facilmente, in maniera molto immediata e che serve proprio a risolvere in maniera molto rapida ed efficace le situazioni di potenziale aggressione che si creano. Questa situazione è stata possibile realizzarla grazie alla collaborazione ovviamente dell'Istituto Ospedalieri, alla collaborazione della professoressa Mortironi che è stata con noi e ha collaborato in qualità di docente responsabile a questo progetto. Oggi è l'ultima delle lezioni che noi facciamo, oggi si chiude ufficialmente il corso, abbiamo registrato una eccellente partecipazione da parte dei ragazzi, sono stati tutti molto motivati, molto attenti, molto capaci e credo proprio che alla luce dei risultati che si sono raggiunti possiamo dire di aver diciamo, centrato gli obiettivi che ci eravamo posti. Sì, io diciamo che il corso è stato molto formativo, poi i ragazzi, come ha detto il mio collega, molto motivati e quindi diciamo che questo è l'inizio di eventuali corsi successivi.